Benvenuti e benvenuti. In questo video affronteremo un problema con soluzione relativo al calcolo des derivadis. Un'azienda produce termos che hanno una capacità di 1 decimetro cubico, che hanno una forma di cilindri circolari retti. Il settore ricerca e sviluppo di aziende ha l'ultiatà il RAI di base R e le altezze H dal termos, che fa diventare minimo il calore disperduto all'esterno. Chiate la loro lunghezza in centimetros. Scominciamo osservando che il volume dal termos è riportato in decimetros cubics, ma non volendo come unità di misura i centimetros, dunque notiamo che un decimetro accompagna 10 centimetros e che un decimetro cubic accompagna a 17 arce centimetros cubics. E dunque il nostro volume se lo prendiamo i centimetros, tanto che unità per lunghezza al val 1000. Dunque di come in denant o scriveremo che il nostro volume ha un valore compagno a 1000. Il volume del termos è il volume di un cilindro retto a base circolare e dunque il suo volume può essere calcolato come le aree di base, che è πr quadri, le che R è il RAI dal nostro cilindri, moltiplicato per altezze H. La superficie del termos invece si può calcolare tanto che superficie di base più superficie laterale. Chiamiamo S la superficie totale. La superficie di base è 2 voltis la area dal cerchio di base e dunque 2 voltis πr R quadri. La superficie laterale invece è che di un rettangolo che ha per le altezze dal cilindri e ha tanto che base la lunghezza di queste circonferenze. Queste circonferenze è una lunghezza compagna a 2 πr per R. Dunque qui io varendi somma 2 πr R H. Come possiamo osservare che la dispersione di calore dal termos è proporzionale in modo diretto alla sua superficie. Più grande che è la superficie, più grande che sarà la dispersione di calore. Dunque, minimizzare il calore disperduto vuol dire minimizzare la superficie dal termos. Come abbiamo già veduto, la superficie dal termos e gli compagni a 2 πr R quadri più 2 πr R moltiplicato per H. Per risolvere i nostri problemi, ovviamo dunque di minimizzare S, ma S è una funzione che dipende di 2 variabili che sono R, il RAI, e H, le altezze. Dunque, ovviamo di scrivere la superficie come una funzione di una unica variabile. E dunque ovviamo di chiamare la relazione che mette in collegamento R e H. O sappiamo che il volume dal nostro termos
alla dive un valore che le compagna a 1000. Ma di che altre bande il volume dal nostri termos al poi si scritto tant che pi r quadri par h. Dunque pi r quadri par h alla die si compagna di 1000. Questo nos permette di chiattare la relazione fra R e H. In particolare, possiamo dire che H sarà compagno a 1000 dividuto pi R quadri. Naturalmente, il nostro rai al vara di essi più grande di 0. A che spont la superficie del termos e poi si scritte tant che una funzione dal rai. Con pos passas algebrics e qualche semplificazione, ho chiatato che la superficie si può esprimere tant che 2π r quadri più 2000 dividuto r. Per capire il comportamento di funzione, ho studieremo le derivate prime della funzione s, queste derivate che gli fatte naturalmente rispetto alla variabile r e sarà 4π r più 2000 le derivate di r manculon che gli compagna a manculon par r ai mancul 2. Ho operato naturalmente la regola di derivazione des potencis e dunque la nostra derivata si può scrivere miglior così 2 che moltiplica 2π r mancul 1000 dividuto r quadri. Come possiamo fare un denominatore comune e avremo 2 che moltiplica 2π r ai tiarce mancul 1000 do dividuto r ai seconde e questa è la nostra derivata di funzione s. Per capire il comportamento della funzione s dovremo di studiare il segno delle derivate prime e dunque dovremo che vogliamo risolvere questa disequazione che è equivalente a questa disequazione, ma possiamo notare che il denominatore è sempre positivo, naturalmente il coefficiente 2 anche lui è sempre positivo e dunque ciò che ci interessa è capire quanto che queste quantità è positive. Questa è una disequazione di terzo grado in R, ma R è presente dal primo termine, dunque possiamo isolare R ai terze. E come possiamo ricordare che la funzione elevamento ai terze è una funzione crescente e dunque dal fatto che r terze a sedi più grande di 1000 dividuto 2π avviene che r alla 10 più grande delle idris cubiche
di 1000 dividut 2π. Questo numero è circa compagno a 5,4. Come ho potuto fare un grafico riassuntivo che overrà gli studi delle derivate prime, le derivate prime sono negative, chi è diventa 0, chi è diventa positive, dunque la nostra funzione S e sarà decrescente in questo intervallo e crescente in quest'altro intervallo e chi varrà un minimo. Naturalmente ciò che succede prima di 0 non è interessante perché R, come già veduto, è un numero positivo. Dunque il valore di R cal fa diventare minime la nostra superficie è il valore l'idris cubica di 1000 dividuto 2π, che appunto è circa compagno di 5,4 cm. E come possiamo calcolare le altezze associate a questo valore dal RAI? Ricordando che le altezze è 1000 dividuto π per R quadri e facendo le nostre sostituzioni, naturalmente chi R verrà sostituito con 5,4, questo valore è più o meno il compagno a 10,9 sempre in centimetri. Per questo esercizio è tutto, grazie per la vostra attenzione, mandi.